I commenti dopo. Allora, buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a questo secondo incontro del progetto La Trappola dell'Azzardo. È un progetto voluto da Biper Banca e realizzato in collaborazione con Avviso Pubblico. La seconda tappa, la prima tappa è stata a Roma. Oggi appunto abbiamo incontrato invece in questo secondo incontro al mattino gli studenti del liceo d'Azeglio e al pomeriggio faremo appunto questo incontro qui in città metropolitana. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato un supporto per organizzare questo incontro all'interno della città metropolitana, per nulla scontato. E ringrazio i relatori presenti per aver accettato l'invito a questo nostro secondo incontro. È un progetto che Biper Banca e Avviso Pubblico hanno deciso di realizzare insieme proprio per sensibilizzare il maggior numero di persone possibili su questo tema che a entrambi sta molto a cuore. E prima di iniziare, di entrare nel vivo di questo incontro, mandiamo in video il saluto del vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo. Doveva essere presente con noi, purtroppo non è potuto esserlo, ci sta seguendo online. Approfittiamo per salutare anche tutti coloro che ci stanno seguendo online e diamo avvio a questo primo saluto istituzionale. Piacere ospitarvi nella nostra sala conferenze del 15° piano per un'iniziativa in cui noi crediamo molto, che reputiamo molto importante e che sappiamo può essere centrale per il nostro territorio inteso come contrasto. Purtroppo il gioco d'azzardo è una piaga sociale che in questi ultimi anni si è evoluta ed è dilagata in maniera quasi irrefrenabile su tutti i nostri territori e dobbiamo tutti insieme lavorare per mettere un freno all'espandersi di questa vera e propria piaga sociale. Molte persone si sono indebitate, molte famiglie hanno conosciuto e conoscono tuttora momenti di grandissima difficoltà e di disperazione e le istituzioni pubbliche hanno il dovere di essere al fianco di queste persone, di queste famiglie, per provare a farle uscire dalla loro situazione di difficoltà, ma soprattutto lavorare affinché nessun altro caschi in questa rete così pericolosa e così tentacolare. Guardate, il gioco d'azzardo, non lo devo dire io, ma sicuramente le vostre esperienze, quello che condividerete in questo pomeriggio di lavoro, lo farà emergere in maniera chiara. Il gioco d'azzardo è una piaga silenziosa che davvero distrugge le relazioni sociali, distrugge le famiglie, isola le persone e crea dalla città più grande al paese più piccolo delle vere e proprie emarginazioni sociali che non ci possiamo permettere dopo soprattutto questi ultimi 3 anni di grandi difficoltà. Città metropolitana è a fianco di Avviso Pubblico, a fianco di tutte le altre istituzioni che lavorano per combattere il gioco d'azzardo. Siamo molto contenti della mattinata di oggi nelle scuole perché è proprio da lì, coinvolgendo i ragazzi a scuola, nelle attività sociali, nelle attività sportive, che si possono veicolare in maniera produttiva questi messaggi di allontanamento e di contrasto dal gioco d'azzardo. Un primo pezzo importante che oggi pomeriggio vedrà appunto uno sviluppo più istituzionale con la vostra presenza qualificatissima per parlare di questo argomento e che sono felice che si stia in qualche maniera organizzando questo tour in giro per l'Italia. Torino è la seconda tappa di un percorso più articolato proprio per far sì che questo argomento, che spesso e volentieri trova poco spazio sulle cronache dei media o ne trova solo quando capitano degli episodi eclatanti, deve invece essere un argomento all'ordine del giorno. Dobbiamo far sì che le persone che sono vittime di questa realtà non si vergognino, ma escano allo scoperto e chiedano aiuto e possano trovare nelle istituzioni un punto saldo al quale rivolgersi e al quale trovare una soluzione ai loro problemi. Io quindi vi mando un caro saluto, non ho potuto essere con voi fisicamente perché come vedete sono impegnato nel mio comune. Io sono sindaco del comune di Condolo, un comune che tra l'altro è
capofila di una rete di comuni della Bassa Valle di Susa che ha ottenuto un finanziamento dall'ASL, e saluto il dottor Giarre col quale abbiamo collaborato molto e bene. Ha ottenuto un finanziamento dall'ASL TO3 proprio per il contrasto al gioco d'azzardo, quindi io stesso in prima persona come amministratore locale so quanto è delicato questo argomento, so quanto è importante combattere questa piaga e so quanto è importante costruire reti e relazioni tra associazioni, istituzioni ed enti pubblici. Quindi buon pomeriggio, buon lavoro a tutti voi, un caro saluto a Diego Sarno, un caro saluto a Michela Favaro, un caro saluto a Roberto Montà e a tutti voi che siete qui presenti oggi pomeriggio in Città Metropolitana. Sono sicuro che non mancheranno altre occasioni per conoscerci e per lavorare insieme. Buon lavoro e buon pomeriggio. Noi ringraziamo il vice sindaco Suppo e tutta la sua squadra, come dicevo prima, tutto il suo team per il supporto. Invito per un saluto in presenza Valentina Cera, che è consigliera delegata alle politiche sociali della città metropolitana di Torino e che ringrazio ulteriormente a nome di Avviso Pubblico e Biper Banca. Grazie a voi. Il vice sindaco ha già ben detto che la città metropolitana è orgogliosa di ospitare iniziative come queste e di occuparsi in quella che deve essere un'alleanza interistituzionale e con la società civile pubblica tutta, impegnata per provare a mettere in piedi iniziative che partono innanzitutto dall'educazione, quindi benissimo, davvero molto bravi ad Avviso Pubblico, Biper Banca, per essere stata nelle scuole questa mattina, nelle scuole del nostro territorio. È importantissimo partire appunto dall'educazione anche finanziaria e dalla possibilità di prevenzione di quella che, come diceva bene il vice sindaco Suppo, è una vera e propria piaga sociale della quale la società tutta deve farsi carico. Quindi un benvenuto chiaramente anche da parte mia, che mi occupo di politiche sociali per la città metropolitana di Torino e che collaboro costantemente. Vedo qui ASL TO3, abbiamo appena approvato un progetto dal titolo Sgarbuglio grazie al quale collaboriamo appunto con l'ASL TO3 e che vede la città metropolitana impegnata in prima persona proprio per lottare contro la piaga sociale del gioco d'azzardo. Altra iniziativa che l'istituzione Città Metropolitana ha appena concluso, appena stipulato 2 protocolli d'intesa con 2 importantissimi OCC del suo territorio, uno di Villastellone e uno di Nichelino, e quindi la possibilità di stare concretamente accanto alle persone che anche per problemi di ludopatia entrano in una situazione di fragilità estrema e di estremo indebitamento. Quindi anche da questo punto di vista le istituzioni insieme possono fare moltissimo, mettendo in campo progettualità innanzitutto sociali che sono importantissime per la tenuta sociale. Quindi vi ringrazio, benvenuti e buon lavoro. Grazie ancora per il vostro impegno istituzionale, il vostro supporto. Adesso invito Giuseppe Aimi di Biper Banca, direttore dell'area ovest. Vabbè, io sono più ad est. A lei la parola, mi scuso. Da siciliana siracusana sono più destra. Bene, grazie a tutti, benvenuti, buonasera. Perché Biper Banca insieme ad Avviso Pubblico? Ma questa iniziativa è stata fortemente voluta dal nostro Consiglio di amministrazione, dalla Presidenza, dalla Direzione Generale e va un po' nel solco di tutte le iniziative di cui Biper Banca da anni, con l'attenzione e la responsabilità sociale, ha cercato di farsi in qualche modo promotore, anche prima che questo fosse in qualche modo sancito dalle leggi e dai regolamenti. Perché il tema del gioco d'azzardo? Perché essendo una banca noi l'abbiamo toccato con mano, abbiamo visto quanto questo fa male alle famiglie, fa male alle imprese, alle persone e infine alla società tutta che con queste persone è in stretta connessione. Quindi si parla tanto di responsabilità sociale, cerchiamo di agirla come? Ma una piccola cosa, che poi piccola forse non è, per scelta
tecnica tutte le carte di credito emesse dal gruppo Biper non sono utilizzabili nei siti di gambling e anche nelle sale giochi, e questa è una piccola cosa che però va in questo senso. Abbiamo aderito con forza alle iniziative di avviso pubblico perché riteniamo che di queste cose, come è stato detto bene prima da altri che sono intervenuti, bisogna parlarne, non bisogna vergognarsi, bisogna assolutamente far emergere il problema e affrontarlo tutti insieme. Un'altra cosa che cerchiamo di fare, ed è sancito nei nostri regolamenti FIDI, è quello di non finanziare attività connesse al gioco d'azzardo, quindi realizzazione di sale giochi, acquisti di attrezzature e anche financo la pubblicità di tutte le iniziative connesse a queste attività. Questo è un pezzo importante. Come lo comunichiamo internamente e come lo comunichiamo esternamente? Ma esternamente c'è un vademecum che è a disposizione dei nostri clienti e delle loro famiglie per aiutarle a capire quei segnali che spesso e volentieri sono sottovalutati o non sono percepiti perché manca anche la cultura e la conoscenza di queste cose, e ho visto che tra il materiale ci sono questi appunti. Un'altra cosa è una formazione dei nostri colleghi, operano quotidianamente con persone, con imprenditori, con clienti, ed è importante che chi opera con loro, quindi chi è in filiale, dai direttori ai colleghi di sportello, sappiano intercettare quelle attività che possono nascondere l'insidia di una ludopatia. Perché oggi qui in Piemonte, infine? Perché comunque il Piemonte è una delle regioni che a livello regionale, a livello locale ha manifestato grande lungimiranza anche dal punto di vista legislativo, e quindi io personalmente sono molto contento di essere qui con voi e vi ascolterò volentieri perché penso che siano veramente quelle cose che la nostra responsabilità sociale, quando diventa materiale, non solo astratta, possa fare del bene a tutti. Quindi grazie davvero e vi auguro buon lavoro. Grazie ancora a voi per aver appunto accettato la proposta progettuale che abbiamo presentato, averla condivisa e aver realizzato insieme a noi questo progetto. Appunto la seconda tappa è qui a Torino oggi, ma poi saremo il 9 marzo a Genova, poi andremo a Napoli, poi a Palermo, e c'è anche l'idea anche di proseguire in questo percorso insieme. Quindi ancora grazie per il vostro sostegno. Adesso chiedo a Diego Sarno, che è il nostro coordinatore regionale, nonché anche consigliere per la regione Piemonte, e da anni si è occupato anche di questo tema, di venire qui a fare i suoi saluti istituzionali. Grazie. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Io oggi appunto rappresento principalmente il coordinamento regionale di avviso pubblico. Ci tengo a darvi un elemento che è secondo noi l'elemento principale sul quale la rete di avviso pubblico, quindi gli amministratori di avviso pubblico in Piemonte, hanno lavorato soprattutto nell'ultimo periodo. Perché nel 2016 la Regione Piemonte si dota di una legge straordinaria sul contrasto al gioco d'azzardo patologico. Molti, il dottor Giarre lo sa molto bene, con noi con avviso pubblico, era una legge che limitava la presenza in particolare delle slot machine all'interno del nostro territorio, in particolare nei bar, nei tabacchini, nelle sale scommesse, perché individuava una distanza minima dai luoghi sensibili, cosiddetti sensibili. Ecco, poi capita purtroppo che nel 2021 l'attuale giunta regionale, quindi l'attuale maggioranza in consiglio regionale, ne proponga un'altra che invece, usiamo questo termine un po' più forte, liberizza molto di più la presenza delle slot machine all'interno del nostro territorio. Solo nella città di Torino, da quando è entrata in vigore il 15 luglio del 21 questa nuova legge, ci sono state 236 richieste nuove in più di presenza di slot machine all'interno del territorio di Torino. Richieste che non sono identificate in numero di slot machine, cioè ogni richiesta aveva più slot machine di richiesta sul nostro territorio. Allora Avviso Pubblico, nonché la Regione Piemonte, è socia di Avviso Pubblico, ma Avviso Pubblico insieme agli enti soci, insieme a molte realtà del territorio, si è messa lì a lavorare per dare un'ulteriore risposta, e quindi abbiamo scritto insieme a tanti cittadini anche una proposta di legge di iniziativa popolare
l'abbiamo portata sul territorio, i nostri amministratori, che ringrazio, si sono messi a disposizione per fare che cosa? Per la raccolta delle firme, perché come sapete una proposta di iniziativa popolare può avere due livelli di lavoro, quello delle firme dei singoli cittadini e dei consigli comunali che l'approvano, ovviamente, quindi delle istituzioni pubbliche. Bene, i numeri che adesso vi dico rappresentano una straordinarietà di risposta. Perché i cittadini piemontesi hanno raccolto insieme a noi 12.000 firme, ne servivano 8.000, ne abbiamo raccolti molte di più, perché hanno capito che il tema del gioco d'azzardo patologico non è un tema legato solo e esclusivamente all'economia, non è un tema legato solo e esclusivamente alle lobby del gioco d'azzardo, ma è un tema legato alla salute pubblica, perché sappiamo, come avete ben detto, che chi poi si infila purtroppo in questa trappola ne patisce da un punto di vista sociale, e 30 consigli comunali hanno approvato quella proposta di iniziativa popolare. Consigli comunali che hanno la trasversalità della posizione politica. Ci sono consigli comunali che di tutte le origini politiche, no? Quindi di centrodestra, di centrosinistra, civici, che hanno approvato perché hanno messo al centro la tutela della salute. Ecco, questa risposta che il Piemonte ha dato su questo tema, e lo ribadiamo con forza, con avviso pubblico, l'abbiamo detto anche alla Regione Piemonte, è un tema che mette al centro la tutela della salute e non altro. E allora davvero grazie per aver scelto Torino, perché è il Piemonte, perché è un segnale importante. E termino con questo: noi in Consiglio regionale avremo un omnibus, un mille proroghe cosiddetto. Ecco, anche dentro a questo nuovo provvedimento ci sono delle norme che andremo a discutere, che danno un'ulteriore mano per la diffusione del gioco d'azzardo. Vi faccio solo questo esempio e termino. Nella legge c'era l'obbligatorietà dei titolari di bar e tabacchini di formarsi nel gestire appunto il gioco d'azzardo, della formazione che era a carico in termini di costi al proprietario di quel bar e di quel tabacchino, ad esempio. Bene, grazie a queste norme che arrivano in Consiglio la prossima settimana, questa obbligatorietà sparisce, non c'è più. E quindi sarà altri che dovranno formare anche a carico economico di altri rispetto a questa formazione. Ecco perché da sempre Avviso Pubblico sta su questa battaglia, continuerà a farlo, continueremo a farlo, e credo intorno a maggio-giugno arriverà la proposta di iniziativa popolare, perché il Consiglio regionale è obbligato a discuterla e a portarla in aula, e noi su questo daremo ovviamente battaglia, perché quello che si dirà oggi, che si è già detto, denota evidentemente un'azione principale proprio per la tutela della salute pubblica e non di altro. Grazie e buon lavoro. Grazie Diego. Adesso invito per un ultimo saluto istituzionale la vice sindaca Michela Favaro, nostra anche coordinatrice per la provincia di Torino. E grazie per essere qui. Grazie. Grazie e buonasera a tutte e tutti. Io ringrazio i vertici nazionali di Avviso Pubblico e Banca BPR per aver organizzato questa serie di iniziative. Stamattina eravamo in un liceo torinese e devo dire in maniera molto efficace è stato spiegato ai giovani, parlando dei giochi che loro conoscono molto bene, quali sono i rischi della trappola del gioco. Come veniva citato prima dal consigliere Sarno, la città di Torino, il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di legge regionale e noi stiamo facendo parecchie iniziative proprio sui temi della legalità, e il gioco d'azzardo è strettamente legato alle politiche per la legalità e per la cittadinanza responsabile. Per non portare via tempo voglio solo dare un flash. Noi proprio la scorsa settimana abbiamo pubblicato un bando di iniziative volte di iniziative di educazione alla legalità, e quindi ci tengo a dare la più ampia diffusione. È stato fatto attraverso la Fondazione Torino Cultura, e riteniamo che questa
questa piaga del gioco d'azzardo vada raccontata e vada raccontato soprattutto rispetto alle giovani generazioni, perché gli strumenti digitali rendono sempre più insidioso e più subdolo questo tipo di attività, e quindi l'educazione e la prevenzione sono fondamentali, oltre che nei confronti di tutta la cittadinanza. Quindi buon lavoro e grazie ancora per questa iniziativa. Entriamo nel vivo di questo secondo incontro, quindi ringrazio nuovamente i nostri relatori qui presenti e cedo la parola al nostro moderatore Claudio Forleo. Buon pomeriggio, buonasera a tutti i presenti, a chi ci segue in streaming. Oggi affronteremo in questa seconda tappa un tema centrale quando si parla di gioco d'azzardo, la normativa dal punto di vista nazionale, quelli che possono essere le evoluzioni da questo punto di vista e le ricadute sui territori. Si è fatto cenno a più riprese al ruolo fondamentale degli amministratori locali nel ruolo di prevenzione e contrasto al diffondersi del gioco d'azzardo patologico. Lo faremo, presento i relatori con me come al tavolo. Alla mia sinistra c'è Paolo Giarre, che è già stato direttore del Dipartimento Patologie delle Dipendenze dell'ASL Torino 3, Simona Neri, sindaca di Laterina Pergine Valdarno, spero di non aver sbagliato l'accento, in provincia d'Arezzo, responsabile di ANCI per il gioco d'azzardo, e Roberto Montà, già sindaco di Grugliasco e presidente di Avviso Pubblico. Quando parliamo del tema della normativa sul gioco d'azzardo andiamo a scontrarci con un paradosso, perché il gioco d'azzardo in Italia, sapete, fattura o comunque comporta circa 100 miliardi di giocate ogni anno, cioè solo di gioco legale, eppure non esiste una legge che regolamenti il gioco d'azzardo a livello nazionale. Un paradosso, è un settore economico importante, è un settore economico che garantisce un gettito pesante allo Stato, però manca di questa legge, diciamo così, quadro. Ed ecco che negli ultimi 10-15 anni, per affrontare quelle che sono le ricadute negative che si sono riversate sui territori, in primis la dipendenza dal gioco d'azzardo, si stima ormai da circa 10 anni più di 1 milione di persone in Italia che hanno a che fare con questo problema. I sindaci e gli amministratori locali e le amministrazioni regionali hanno dovuto sviluppare degli strumenti normativi da questo punto di vista. Si è parlato del distanziometro, c'è il tema delle ordinanze che interrompe il flusso del gioco, quindi chiude le slot machine, chiude le videolottery per alcune ore, e c'è l'opera fondamentale di formazione e di sensibilizzazione portata avanti sui territori, perché puoi fare tutti gli strumenti normativi più efficaci del mondo, ma se non spieghi alla popolazione perché li stai portando avanti e non colmi quel gap informativo sul gioco d'azzardo, questi strumenti inevitabilmente hanno meno successo. Da anni si parla di una legge quadro, ci sono stati alcuni tentativi tra Stato e Regioni di mettersi d'accordo, perché senza queste leggi regionali ovviamente ogni regione ha regolamentato secondo indirizzi che ogni regione aveva, quindi anche in tema di distanziometro, anche in tema di limitazione degli orari, e inevitabilmente si è creata una regolamentazione a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, quindi dove le regole non venivano le regole non erano applicate allo stesso modo, creando inevitabilmente dei scompensi anche dal punto di vista dell'offerta e della riduzione del gioco d'azzardo. Si è provato a una prima intesa nel 2017 tra Stato e Regioni, che era stata raggiunta, ma sostanzialmente è rimasta inapplicata per arrivare a questa legge quadro. Si è discusso anche nell'ultima legislatura, dove è stato più volte annunciato l'arrivo imminente in Consiglio dei Ministri di questa legge quadro, poi sono circolate anche alcune bozze, però fondamentalmente poi anche la legislatura è caduta e non è finita e non si è arrivati a nulla. Siamo nel 2023 in cui abbiamo ancora questo problema, la chiamano da più parti questione territoriale,
che diventa un tema centrale per capire anche qual è il futuro e che direzione vuole prendere lo Stato in primis nel affrontare una piaga sociale. È stato più volte spiegato che stiamo parlando di una piaga sociale e anche criminale. Non dimentichiamoci che sono anni che la direzione investigativa antimafia, tutti i magistrati impegnati e applicati alle direzioni distrettuali sottolineano come il gioco d'azzardo in questo momento sia quasi al pari del traffico di stupefacenti come appetibilità per infiltrare l'economia legale e ottenere ulteriori profitti illeciti. Questo cappello introduttivo era appunto per lanciare i nostri relatori. Io mi rivolgo per primo al presidente Montà. Siamo nel 2023, sappiamo da dove arriviamo, questa enorme offerta di gioco ha finito anche per stimolare nel corso di questi 20 anni una domanda di gioco d'azzardo. So che è in genere il contrario, ma questa grande offerta ha finito per spingere molte persone a giocare d'azzardo. Una domanda che aumenta soprattutto nei periodi di crisi, ce lo dice la storia recente del nostro paese. Stiamo attraversando un periodo di crisi e i numeri del gioco d'azzardo continuano ad aumentare. Diventa un problema anche soprattutto considerando che adesso insieme al gioco fisico c'è il gioco online e lì ovviamente distanziometri, ordinanze purtroppo non hanno alcun effetto. Ecco, Avviso Pubblico, la rete di amministratori locali, ecco, come si può declinare l'impegno oggi a partire da queste problematiche del gioco d'azzardo del 2023? Buonasera a tutti, grazie alla città metropolitana, grazie a Viper, grazie insomma alle persone che con me condividono insomma questo spazio di confronto, di racconto. Un saluto insomma agli amministratori presenti, grazie alla città di Torino, grazie alla città metropolitana, un saluto ovviamente a Diego Sarno che è il nostro coordinatore regionale, anche a Renato Pittalis che è componente dell'ufficio di presidenza di Avviso Pubblico, quindi abbiamo una presenza importante, credo a riaffermare la centralità per la nostra associazione di un lavoro su questo tema. Io credo che noi dobbiamo guardare a questo fenomeno in uno spazio che oramai è uno spazio medio-lungo di tempo, in cui sostanzialmente io credo che lo Stato più o meno consapevolmente stia riaffermando la sua vocazione di biscazziere, cioè di un'organizzazione che sostanzialmente non regolamenta un fenomeno di cui oramai sono evidenti gli effetti da un punto di vista scientifico, economico, sanitario e criminale. E questa inerzia, che sicuramente è anche legata al fatto che se guardiamo gli ultimi 20 anni, insomma, i governi non fanno manco in tempo a capire dove si sono seduti, che cambiano, lascia in qualche modo trasparire come questo fenomeno è un fenomeno che è meglio non toccarlo per lasciar funzionare la situazione per come è andata in questi anni, non avendo secondo me evidenza di come questa assenza di regolamentazione, riaffermata peraltro nell'ultima campagna elettorale, dove noi tra le proposte come associazione abbiamo posto il tema di una legge, andate a leggervi sul sito di Avviso Pubblico sul tema e sul confronto e sul fact-checking tra i programmi elettorali di tutte le forze politiche, riprendendo quello che era un tema molto caro a noi, cioè il rapporto tra mafia e criminalità organizzata e gioco d'azzardo, e andate a vedere quali sono le proposte sul tema. A dimostrazione del fatto che non c'è una rappresentazione sistemica, non c'è una volontà di intervenire in maniera chiara su un punto così delicato. L'effetto di questa inerzia, che credo sia ascrivibile in maniera un po' trasversale a tutte le forze politiche, ha prodotto la giungla che tu hai descritto, cioè una condizione tale per cui gli amministratori locali e regionali si sono inventati leggi, ordinanze e strumenti che hanno resistito a pressioni politiche, economiche e giudiziarie senza precedenti. Non è uno Stato normale quello che sostanzialmente lascia gli amministratori e i dirigenti a fare le ordinanze. Io sono uno di quelli che qualcuna di queste ordinanze le ha firmate, sono stato a diretto contatto con colleghi che hanno assunto battaglie per stare
alla provincia di Torino, al territorio in cui siamo, alla città di Rivoli, che aveva avviato una battaglia colossale in cui il sindaco e gli amministratori rischiavano di veder travolto il comune e loro medesimi per la scelta di intervenire in maniera rigorosa su distanze, orari e quant'altro. Quindi l'idea di un meccanismo che in qualche modo lascia chi percepisce gli effetti del problema da un punto di vista sociale e sanitario in balia di eventi, perché credo che insomma la voce ricavi, per quello che dicevo biscazziere, non è una parola forte, non è un giudizio negativo, ma uno Stato che ha più a cuore quei 10 miliardi, ha più a cuore sostanzialmente una strategia di carattere economico che porta ricavi e garantisce anche, diciamo, lavoro, occupazione e sviluppo economico. Lavoro, occupazione e sviluppo economico che poi andiamo a qualificare per chi, perché c'è tutto il tema dell'illegalità che ruota intorno a questo mondo e ha una non proporzionalità, secondo me, tra i ricavi e gli effetti che noi abbiamo. Allora, io credo che oggi la resistenza vada riorganizzata in maniera diversa. C'è stata una prima fase che era una resistenza da un punto di vista amministrativo per chiedere o produrre atti che riducessero l'offerta, cosa che parzialmente ha avuto successo a seconda dei territori, ma che stiamo riscontrando in questa fase, al di là delle appartenenze, una tendenza a recuperare una dimensione economica e di valore aggiunto legato al fatto che il gioco sia presente nelle nostre città, punto. È un'azione di lobbying pura. Il nostro paese non ha una legge sul gioco d'azzardo e non c'ha manco una legge sulle lobby. E forse, insomma, 2 indizi fanno una prova, cioè l'idea che io non vado a disciplinare chi in maniera chiara ti sta rappresentando il perché. Io li ho incontrati i rappresentanti delle associazioni di categoria, ho sentito le minacce in senso buono, cioè dire guardate che se fate questi atti qui c'è perdita di posti di lavoro non dichiarata e non dimostrata, qui ci saranno degli effetti, l'organizzazione dei tabacchini e dei baristi perché tu sostanzialmente nuocevi a un'economia legale dove la mission del barista e del tabacchino non penso sia quella di fornirmi il servizio del gioco, ma è fornirmi degli altri servizi. Quindi l'idea che sostanzialmente da questo impianto si è cercato di resistere da un punto di vista normativo e degli atti. Questa cosa ha prodotto alterne vicende e non siamo in un tempo favorevole, lo dimostra il clima in Piemonte, lo dimostra la regione Calabria e lo dimostra come, guardando agli ultimi anni, c'è un'inversione di rotta rispetto al modello di legislazione. La cosa drammatica è che questo cambio di rotta legislativo e questa restrizione, diciamo, di spazio e di ambito al sistema degli enti locali corrisponde con la pandemia e corrisponde con la crescita del gioco online. Cioè noi non siamo riusciti a intervenire in maniera efficace sulle cose che in qualche modo erano più facilmente prendibili, che era chiudiamo l'offerta fisica, io esco di casa, ho meno posti per giocare, ho meno luoghi in cui posso, insomma, purtroppo vivere anche questo fenomeno e cadere vittima della dipendenza. E questo ha prodotto invece, ai tempi del Covid, 2 fenomeni. Uno, che l'online è cresciuto e i dati lo stanno dimostrando, e questo rende assolutamente difficile la capacità per il sistema delle autonomie locali di intervenire, perché un lavoro straordinario di educazione, sensibilizzazione e formazione, grazie a Biper, l'ha detto il direttore poc'anzi, cioè qui bisogna spiegare alla gente come regolare i propri comportamenti, perché poi quando cadi lì uscirne è complicato, e uscirne credo che Paolo possa testimoniarne la complessità. Dall'altra parte questa condizione sta producendo, per usare le parole di Leopoldo Grosso, una tassa sulla miseria. Cioè io sono disperato, cerco di svoltare pensando che il gioco e quella misura sia lo strumento che mi restituisce una dignità, mi fa svoltare la vita. Se questa cosa è associata non solo a uno spazio fisico, ma anche a un ambiente digitale che posso vivere nella mia individualità e fragilità, noi abbiamo aperto una strada che facciamo fatica in qualche modo a invertire. Allora io credo che
sia importante innanzitutto, e penso che l'obiettivo anche dei percorsi che stiamo facendo è rimettere insieme le questioni, perché se tu non rimetti, e finisco, la questione nella sua complessità ed eterogeneità, a ogni tema c'è una risposta. È vero che ricavo 10 miliardi, ma poi investo qualche briciola sulla salute, i numeri non sono quelli che Paolo Giare e altri, insomma, irriducibili continuano a. È vero che se io intervengo produco un danno da un punto di vista economico, però poi nessuno riesce a dimostrare che ci sia questa. Ogni volta vengono smontate quelle che sono delle letture che in qualche modo stanno rappresentando una drammaticità del fenomeno, che è un fenomeno sempre più nascosto e sommerso, che emerge come un fiume carsico nella disperazione delle condizioni che rappresentava Valentina Cera poc'anzi. Cioè il fatto che il dramma economico e sociale di famiglie, di persone, di aziende, di attività economiche devastate arriva e piomba davanti alle scrivanie degli assistenti sociali, dei servizi sociali, degli amministratori. Allora, io credo che il primo sforzo che le organizzazioni devono fare, da Avviso Pubblico che lo sta facendo, ad ANCI e agli altri, è invertire questa lettura e riorganizzare una resistenza che forse è più complicata. E poi non fare come lo Stato di Scazziere, finisco, non farsi sedurre dal denaro. Riprendo alcuni concetti che ha scelto il Presidente Montà. Le pressioni, gli interessi, soprattutto la narrazione dei presunti effetti negativi che tutti gli strumenti messi in atto dalle amministrazioni regionali e locali avrebbero innescato. Il distanziometro non serve, le ordinanze neanche, addirittura favorirebbero le organizzazioni criminali perché si limita il gioco legale e allora avanza il gioco illegale. Vorrei chiedere al dottor Giarre, stiamo parlando, facciamo parlare i numeri, visto che il Piemonte ha un'esperienza da questo punto di vista di una legge che ha funzionato per diversi anni sul territorio. È vero, non è vero? C'è un fondo di verità? Allora, spero di non farvi venire troppo mal di testa, con i numeri cercherò di usarli con parsimonia, però sono importanti perché sostanzialmente ci troviamo di fronte a un fenomeno che se non si esamina nei suoi valori oggettivi ognuno può dire quello che vuole, esattamente come i pescatori di Livorno della filastrocca di Rodari quando gli chiesero quanti pesci c'erano nel mare. Ognuno diceva il suo e tutti quanti avevano ragione, concludeva Rodari, perché tutti dicevano più di e più di. Allora, sicuramente da un lato abbiamo i numeri consolidati, che non sono discutibili, che sono quelli degli effetti che si sono ottenuti nel corso degli anni a partire dal 2016 fino a quando sono stati misurati, subito prima della pandemia, perché poi la pandemia ovviamente ha sconvolto molto la possibilità di calcolare in modo razionale le cose, che dicevano già allora che la curva di crescita del fenomeno gioco d'azzardo del Piemonte dal 2016 in avanti si era fortemente discostata dalla curva di crescita nazionale. A livello nazionale il gioco offline, diciamo così, dal 2016 in avanti cresceva ancora leggermente, in Piemonte cominciava a diminuire in modo netto già a partire dall'entrata in vigore dei primi provvedimenti previsti dalla legge, cioè le limitazioni temporali disposte dai comuni. Ricordiamoci solo che la questione delle distanze ha cominciato a entrare in vigore alla fine del 2017, quindi già invece i dati del 2017 dimostravano che limitare temporalmente il funzionamento di uno solo delle tipologie di giochi, ma di quello più pervasivo e più pericoloso in termini di potenzialità di determinare malattia, cioè gli apparecchi automatici di gioco, aveva determinato una riduzione del volume del fatturato del gioco fisico piemontese del 10% circa. Adesso ve li approssimo
ma fate un atto di fede, sono tutte cose su cui ci sono dei documenti, degli articoli scientifici, dei report reperibili online, del CNR di Pisa, dell'IRES del Piemonte, per cui sono tutte cose oramai assodate, consolidate e non contestate nella loro realtà da nessuno. Questo effetto di riduzione, questo scostamento della curva di crescita piemontese, che in realtà sul gioco offline era una decrescita, continua negli anni successivi e si amplifica con l'entrata in vigore delle distanze e con la riduzione molto forte del numero dei locali con apparecchi automatici di gioco funzionanti a partire appunto dal 2018, dalla fine del 2017, dal 2018 in avanti. Alla fine del 2018 già in Piemonte era possibile trovare un locale con apparecchi automatici di gioco ogni 3.000 abitanti contro una media nazionale di circa uno ogni 900. Quindi per trovare un apparecchio automatico di gioco i piemontesi dovevano camminare molto di più che tutti gli altri abitanti residenti nelle altre 19 regioni italiane. E questo, badate bene, è importantissimo perché tutti gli studiosi a livello planetario ritengono che la prossimità al consumo sia il fattore di rischio più importante in assoluto. Ancora recentemente si è riunito un gruppo di consenso di 35 fra i maggiori studiosi sulla faccia della terra del gioco d'azzardo, hanno fatto un ragionamento, una discussione per cercare consenso rispetto a 103 misure possibili di policy sul gioco per contenere il fenomeno e hanno concluso che le 4 in assoluto più efficaci erano aumentare le distanze, ridurre il tempo di funzionamento e il tempo di erogazione, aumentare le tasse dei provider del gioco oltre il ritmo di inflazione di anno in anno e sul gioco online cominciare a stabilire dei limiti temporali anche lì. Credo che la battaglia da adesso in poi sarà quella, cioè non le ordinanze, perché non potranno ovviamente farlo i comuni o le regioni, perché il gioco online supera i confini, però la battaglia che andrà portata a livello nazionale, a livello comunitario, è 8 ore di funzionamento e non di più, spezzato possibilmente per i siti web che forniscono e erogano prodotti di gioco in denaro. Quindi riduzione del gioco offline, aumento del gioco online non superiore al ritmo di anzi leggermente inferiore al ritmo di crescita nazionale, quindi nessun effetto di rimbalzo, nessun effetto sull'occupazione del settore, perché al di là delle dicerie, delle bla bla bla, dei grandi e piccoli concessionari e degli operatori del settore, operatori commerciali del settore, in realtà in Piemonte non c'è stata perdita di occupazione nel settore, il che la dice lunga su quanti erano i margini di guadagno, perché se perdendo sostanzialmente quasi 1 miliardo di fatturato sul gioco offline nell'arco di pochi anni hanno potuto mantenere l'occupazione, vuol dire che insomma del grasso che colava ce n'era parecchio. Altro dato, non c'è stata nessuna prova di nessun tipo sul fatto che la restrizione del gioco pubblico, come viene definito, per non chiamarlo d'azzardo, perché l'azzardo, ricordiamoci, è un reato penale, anche se giochi d'azzardo sono a tutti gli effetti tutti i giochi offerti dai concessionari pubblici, non ha determinato, perché nessuno l'ha dimostrato, nessun aumento del gioco illegale. Tutti i dati che si hanno sul versante degli interventi della Guardia di Finanza piuttosto che di altre autorità di polizia dicono che in Piemonte non è successo nulla di più, anzi è successo qualcosa in meno che in molte altre regioni italiane in cui non ci sono stati provvedimenti restrittivi.
Quello che però, appunto, tutti questi numeri li trovate su rapporti, su articoli scientifici facilmente reperibili. Quello che volevo portarvi oggi sono delle anticipazioni su come sta evolvendo la situazione. Fra un paio di mesi verranno pubblicati i dati del secondo studio specifico del CNR di Pisa, che si chiama GAPS 2022, che segue il GAPS 2018, che era quello che già aveva dimostrato che in Piemonte non solo c'erano molti meno giocatori, molte meno residenti che dicevano ho giocato lo scorso anno rispetto al resto d'Italia, non solo, ma anche che meno giocatori, ma fra quei meno giocatori anche meno giocatori problematici. Quindi non era successo quello che anche lì veniva detto dalla filiera commerciale del gioco, che restringendo l'offerta si sarebbe semplicemente tagliato il gioco sano, il gioco sociale, cose del genere, ma non è vero, perché c'erano meno giocatori, ma anche fra quei meno giocatori c'era un profilo di rischio, un profilo di problematicità inferiore al dato nazionale. Questo lo diceva il GAPS 2018. Il GAPS 2022, di cui verranno pubblicati i dati di qui a un paio di mesi, conferma che anche nel 2021 si sono mantenuti gli effetti positivi della legislazione che è stata modificata a metà di quell'anno, perché sostanzialmente i piemontesi che dichiarano di aver giocato almeno un gioco in denaro l'anno precedente scendono nel 2021 rispetto a 4 anni prima dal 32,6 al 28,9%. Tenete conto che l'ultima volta che abbiamo avuto un dato nazionale, adesso fra pochi mesi avremo quello nuovo, parlava di oltre il 40%. Cioè, a livello nazionale l'ultima volta che è stata fatta questa domanda agli italiani rispondevano sì, ho fatto almeno un gioco in denaro, circa il 41% degli italiani. In Piemonte già nel 2018 questo dato era del 32,6, vuol dire in termini in numeri assoluti che se in Piemonte fosse andata come nel resto d'Italia avrebbero risposto sì 400.000 piemontesi in più. 400.000 piemontesi in più. Questo dato, che era già molto ridotto, nel 2021 scende ulteriormente e scende, badate bene, maggiormente nei posti dove si sono fatti più provvedimenti comunali. Ad esempio nell'Asto 3 questo 28,9 scende ulteriormente al 26,4, è il territorio dove grazie all'azione dei sindaci a oltre 60 amministrazioni comunali in un territorio confinanti fra di loro è stata fatta la stessa ordinanza, e questo ha determinato un'ulteriore riduzione della platea dei giocatori. Ma date bene che riducendo la platea dei giocatori si riducono sì sicuramente quelli che dicono vabbè, ma per fare 10 km rinuncio, quelli che magari non hanno nessun livello di problematicità, ma si riducono anche quelli che si incamminano e che diventeranno giocatori problematici. Non lo sanno ancora, però lo diventeranno, per cui si fa un'azione di prevenzione molto importante rispetto al gioco problematico. Non solo è ridotto la platea dei consumatori di gioco d'azzardo in questi 4 anni in Piemonte, vuol dire circa 150.000 giocatori in meno ulteriori, oltre a quei 400.000 che scostavano il Piemonte dal resto d'Italia, ma è diminuita anche la percentuale di giocatori che ha un profilo di rischio problematico dal 4,8 al 4%, e questo anche è molto molto importante, perché anche qui continua a dire che diminuendo la platea dei giocatori non vuol dire concentrare di più il brodo di quelli problematici, che in qualche modo non si butta via solo il brodo, ma si butta via anche quello che ci sta dentro. Le prevalenze piemontesi dicono che è diminuito anche la prevalenza di gioco online, vuol dire la platea dei giocatori online è diminuita, non è aumentata. Quello che ahimè è successo, perché è successo dappertutto, che aumentando il fatturato del gioco online, quelli che erano già giocatori online hanno cominciato a spendere molto di più.
In Piemonte nel 2021 è verosimile che ogni singolo giocatore online di quei 140-150 mila giocatori online stimabili abbia giocato perché poi la terminologia dei monopoli di Stato usa speso solo alle perdite, non al giocato, come dovrebbe essere corretto, abbia giocato annualmente qualcosa come 27.000 euro, perdendone 2.000 in media, perché il payout del gioco online è circa il 94%, quindi il 6% sono circa 2.000 euro di perdita media pro capite. Quindi anche in termini di perdita il gioco online ha superato il gioco offline. Il problema ovviamente sarà quello che si potrà fare su questi numeri. Con i numeri mi fermerei qua, anzi no, vi do ancora una sintetica anticipazione su quello che è successo invece nel 2022 a livello nazionale. Nel 2022 non abbiamo ancora le cifre definitive, sappiamo che l'allora amministratore dei monopoli aveva detto 135-140 miliardi, che avrebbe voluto dire enormemente più del 2021, che era già stato l'anno col fatturato più alto di 111 miliardi. In realtà il dato finale si attesterà probabilmente fra i 120 e i 125 miliardi, con una ulteriore crescita del gioco online che era già al 67 miliardi, che passerà a 72-73, e una parziale ripresa del gioco offline che era stato dimezzato praticamente dalla pandemia. In Piemonte anche nel 2022 i valori che derivano da questa anticipazione, i dati reali disponibili sono 11 su 12 mensilità del gioco online, 11 su 12 di mensilità tranne il gioco con apparecchi sul gioco offline, quindi sono quelle definitive, non ci sono ancora, sono però stime piuttosto approssimate, ben approssimate. In Piemonte continua a essere il valore del giocato circa il 5,9% di quello che succede a livello nazionale. Il Piemonte ha più del 7% della popolazione, quindi il Piemonte continua ancora nel 22 a navigare con una spesa inferiore al dato nazionale. Spero di non avervi fatto venire troppo mal di testa. È stato chiarissimo, e anzi grazie anche per questi dati in anteprima, perché sia dal punto di vista locale che sul dato nazionale è un qualcosa, insomma, ce li segniamo e dobbiamo analizzare anche questi aspetti. Simona Neri, si parlava prima di Stato biscazziere che sostanzialmente aveva deciso di non decidere e quindi aveva deciso sulla legge di riordino nazionale, però noi siamo degli inguaribili ottimisti e ci speriamo ancora. Ecco, sappiamo che lo scorso anno nel Senato era stata istituita una commissione sul gioco illegale e disfunzioni del gioco pubblico, che aveva portato avanti tutta una serie di audizioni anche per sentire insomma, gli attori coinvolti sul fenomeno e teoricamente proporre, ecco, delle migliorie alla normativa anche in vista di questa famosa, famigerata ormai legge di riordino. ANCI è stata audita sul tema. Ecco, quali sono, diciamo, 2, 3, 4 punti irrinunciabili, ecco, che una legge di riordino nazionale auspicabile dovrebbe contenere sul gioco d'azzardo? Buonasera a tutti, grazie mille dell'invito. Domanda difficilissima. Però sì, sono stata audita da questa commissione. Da quanto ho capito questa commissione è servita un po' per fare il punto della situazione, dare un po' un quadro della situazione, perché poi non è stata particolarmente concreta, quantomeno non credo che quanto è stato riportato appunto da tutti noi poi sia stato effettivamente recepito. È caduto di nuovo il governo e ormai sappiamo che è dal 2017 che noi stiamo aspettando questa famosa legge di riordino, perché il tema è proprio lì. Cosa vogliono gli enti locali? Gli enti locali vogliono non sentirsi così soli, non essere così abbandonati, perché
come ha detto prima il Presidente, noi cerchiamo di fare un po' resistenza da questo punto di vista. La Toscana in particolare sta facendo resistenza sul fronte ANCI. Stiamo cercando di tenere sotto controllo tutti i sindaci, tutte le amministrazioni, quindi tutti i miei colleghi, per avvisarli appunto che si rischia, facendo passi in avanti o passi troppo lunghi, si rischia di finire al TAR e si rischia ovviamente che tutti i nostri provvedimenti, che in questo caso possono essere solo regolamenti e ordinanze, finiscano per essere impugnati, e molti di noi, io sono sindaco da 10 anni ormai, non abbiamo neanche la forza di poterci difendere autonomamente, perché magari siamo dei piccoli comuni. Quindi partiamo dalla conferenza unificata del 2017. Quello è stato secondo me anche un esempio virtuoso di come il percorso si doveva svolgere, nel senso che ad uno stesso tavolo ovviamente hanno preso parte Stato, Regioni, enti locali, ed hanno cercato ognuno di esprimere le proprie esigenze, anche perché vi ricordo che ognuno di noi ha una delega. Noi abbiamo la delega sociale, che è quella più vicina, per così dire, ai giocatori patologici, quella dei sindaci e anche quella dei medici sul territorio, dei SERD. Noi abbiamo la delega sociale, la Regione ha la delega sanitaria, quindi qui c'è già una bella spaccatura e divisione di competenze. Lo Stato in questo caso si sta semplicemente arrogando il diritto di riscuotere delle cifre che sono sempre più alte e che comprensibilmente non si possono più togliere dal bilancio di Stato. 140 miliardi di raccolta all'anno significa che nelle casse dell'erario arrivano circa 14 miliardi, 14-15 miliardi, quindi si capisce che è una cifra veramente importante. La conferenza unificata del 2017, che rappresenta un percorso veramente condiviso, non come quella dell'ultima legge di riordino, quando la Commissione Senato ci ha auditi nel momento in cui la proposta di legge era già stata fatta, quindi ci ha sentito sostanzialmente per dirci: vi piace questa nuova legge di riordino? E tutti abbiamo detto più o meno no, non ci piace, anche perché non siamo d'accordo con il punto principale, che su 10 pagine di legge era citato, mi sembra, almeno 10-12 volte, e che era l'invarianza di gettito. Non si può parlare di gioco d'azzardo e di contrasto al gioco d'azzardo patologico a invarianza di gettito. Questa è la prima contraddizione in termini. Invece nel documento della conferenza unificata del 2017, a cui poi non sono seguiti i decreti attuativi, perché anche lì c'è stato un cambio di governo, c'erano delle misure che a nostro avviso si calavano molto anche nella prospettiva degli enti locali. In primo luogo c'era una diminuzione generale del numero degli apparecchi sui territori. Questo per noi è importante, anche perché viene istituzionalizzato un controllo sulla distribuzione degli apparecchi, che noi stiamo cercando di fare. Di contro, attraverso le leggi regionali, ognuno ha la sua, ma più o meno le leggi regionali si sono tutte un po' appiattite sugli stessi strumenti, che sono quello del distanziometro, e chi è riuscito anche sulla legge, sulla regolamentazione degli orari di apertura. Quindi già c'era una riduzione del numero di apparecchi che oggettivamente va controllata, e andrebbe controllata in modo centralizzato. C'erano delle indicazioni sulla durata di gioco, quindi sul costo della singola partita e soprattutto sulla durata della partita. Questa è una cosa che anche insieme a Mettiamoci in Gioco, che è insomma una associazione partner molto attiva su questo fronte, si continua a chiedere. C'erano addirittura delle misure differenziate per i comuni che avevano una alta presenza mafiosa. C'era una sorta di indice di presenza mafiosa che
dava più mano ai comuni e ai sindaci per introdurre delle norme ulteriormente restrittive rispetto appunto al controllo dell'azzardo sul territorio, proprio perché è a questo punto evidente a tutti il rapporto tra gioco d'azzardo e criminalità organizzata. A seguito di questa conferenza, che appunto non ha mai trovato un decreto attuativo, c'è stata parallelamente una evoluzione, diciamo così, degli interventi da parte delle regioni e da parte degli enti locali, che si sono sempre di più organizzati autonomamente con gli osservatori regionali che ormai abbiamo in tutte le province, con un controllo da parte dell'osservatorio ministeriale, di cui faccio parte anch'io e all'interno del quale rappresento ANCI, e soprattutto dei piani di contrasto regionale che vanno appunto a percepire quei famosi 55 milioni di euro che tutti gli anni lo Stato mette a disposizione delle regioni per attuare delle misure di contrasto che vanno in parte ovviamente all'ambito sanitario, ma in parte vanno al terzo settore. Vi faccio l'esempio della Toscana. In Toscana arrivano circa 3 milioni e mezzo di euro all'anno che vengono ovviamente percepiti dalla regione, ma che poi vengono gestiti attraverso dei bandi per il terzo settore proprio da ANCI Federsanità. Quindi tutti gli anni noi effettivamente pubblichiamo questi bandi per poter erogare delle risorse al terzo settore, per poter mettere in campo dei progetti di sensibilizzazione e di prevenzione, appunto soprattutto indirizzati, come possiamo immaginare, ai ragazzi e anche un po' alla popolazione anziana. Quindi devo dire che uno degli strumenti che a noi servirebbe di più, e lo vedo perché nel momento in cui abbiamo reso pubblico i numeri, e io l'ho fatto in prima persona con i sindaci toscani ad esempio, quando abbiamo reso noti i numeri, quindi la raccolta gioco dei singoli comuni, delle singole realtà, c'è stato una sorta di sollevazione popolare, di consapevolezza da parte degli amministratori, che ovviamente sempre era stata segnalata dagli uffici sociali degli enti, ma che poi è arrivata giustamente anche alla popolazione e alla cittadinanza. Questo ci ha dato la spinta per portare in tutte le amministrazioni un regolamento comunale. Noi abbiamo fatto un regolamento tipo, che poi l'abbiamo diffuso un po' tra i colleghi sindaci in Toscana. Credo che adesso l'abbiamo approvato praticamente tutti, anche lì in modo trasversale, di tutti i colori politici ovviamente hanno apprezzato questo grande lavoro di regolamento che è stato condiviso all'interno delle commissioni, quindi è stato diffuso e ne è stato parlato anche con le associazioni e i rappresentanti di categoria. Uno strumento appunto, come anticipavo, è quello di regolamentare l'orario di funzionamento degli apparecchi, perché non tutti, per esempio noi in Toscana non siamo riusciti a farlo, soltanto il Comune di Firenze è riuscito ad avere un'ordinanza che non è stata impugnata al TAR dalle associazioni di categoria, ma perché ha prodotto delle relazioni scientifiche sostenute ovviamente dai dati epidemiologici che i comuni piccoli come il mio, dove magari io ho un'incidenza dello 0,5% di patologia rispetto al consumo di gioco, non ho potuto fare. Quindi la regolamentazione degli orari di apertura è ovviamente un punto fondamentale. La pubblicazione dei dati, la pubblicazione in modo, come posso dire, leggibile, perché abbiamo difficoltà anche noi di ANCI ad avere i dati anno dopo anno, i dati suddivisi per comune, quindi questo è fondamentale. E anche a questo punto direi l'istituzionalizzazione della formazione, perché noi stiamo facendo formazione in Toscana perché lo abbiamo inserito nella legge regionale, e tramite i fondi del piano di contrasto stiamo andando
in tutti i comuni a parlare con le polizie municipali e con gli uffici del SUAP, perché ovviamente la normativa è talmente controversa e talmente complicata che spesso nel piccolo comune, nel piccolo ufficio SUAP non si capisce neanche come gestirli certi temi. Ecco, questi sono un po' i punti che mi sentirei di sollecitare e che ovviamente abbiamo sollecitato anche durante l'audizione. Grazie Simona. Prima di chiedervi un rapidissimo giro con delle domande flash, anche perché siamo un po' lunghi, passo la parola a Giulia per una comunicazione organizzativa, diciamo. Grazie Claudio. Allora verranno distribuiti adesso dei QR code. Chi non vorrà invece compilarlo con il cellulare, abbiamo anche una versione cartacea. Sono dei questionari che abbiamo deciso di realizzare con una società che si chiama Open Impact, proprio per capire un po' l'impatto di questi incontri e cosa eventualmente modificare. Vi chiediamo la gentilezza, ora io e Agnese inizieremo a distribuirli in sala e per chi si è collegato online inseriremo un link di Google Moduli online, quindi chiediamo la stessa cosa anche a chi ha seguito l'incontro online. Ci servirà anche per valutare proprio appunto l'impatto di questo incontro, quindi vi ringraziamo anticipatamente per coloro che lo compileranno. Grazie Claudio. Domande velocissime. SAPAR, che è il sindacato degli apparecchi di intrattenimento per intenderci, in un'audizione con l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha avanzato la seguente proposta: rimodulare l'offerta di gioco in base a un indice di pericolosità dal punto di vista della dipendenza dei vari giochi d'azzardo. Quindi se le slot sono pericolose, ovviamente un indice di pericolosità che deve essere sviluppato dal Ministero della Salute. Quindi se la slot è pericolosa 10, offerta più ridotta e via dicendo. Come valuta questa proposta? È una proposta suicida, nel senso che fatta proprio dall'associazione di categoria degli apparecchi automatici di gioco. È ovvio che se si applicasse in modo rigoroso sarebbero confinati in cima alle montagne con più di 4.000 metri, per cui via via scendere tutto il resto. Potrebbe avere un senso in termini generali. Io credo che comunque sia la strategia ottimale sarebbe quella di confinare il gioco in contesti appositi, esattamente come tutte le cose che piacciono a una minoranza e dispiacciono a una maggioranza, e in cui le persone ci debbano andare apposta. Non dico fare come le zone rosse, a luci rosse delle città del nord, però sostanzialmente il principio è un principio tutto sommato abbastanza simile, nel senso che uno non deve essere catturato a giocare perché se lo trova nel posto dove va a fare altro, a prendere il cappuccino o a comprare il giornale o a comprare i valori bollati, ammesso che si trovino. Deve andarci apposta, questo è il principio cardine che dovrebbe, e per cui io sono fra quelli che sostengono che il distanziometro andava bene, però era uno strumento rozzo che faceva sì che si diradasse l'offerta solo per un certo tipo di prodotto, sicuramente il più pericoloso per ora, in negativo. In realtà probabilmente il passaggio successivo, il passaggio virtuoso sarebbe quello di fare, come si è fatto oramai quasi 80 anni fa, si è istituito il piano degli insediamenti produttivi, ci dovrebbe essere a livello di regolamentazione comunale il piano degli insediamenti del divertimento, che dovrebbe comprendere anche questa offerta. Io sono fra quelli che sostiene che l'offerta di gioco non dovrebbe esistere, in particolare con sale ad hoc,
nei territori, nei comuni più piccoli, cioè sotto i 5.000 abitanti secondo me dovrebbe essere vietato insediare una sala giochi, perché è una offerta troppo potente, prepotente rispetto a quello che può essere offerto in termini di intrattenimento normale. Ci sono dei comuni, ad esempio in Piemonte, di poche centinaia di abitanti che hanno, tipo Caresana Blot, che va sempre a 700 abitanti, qualcosa del genere, c'ha una sala giochi che fattura 15 milioni di euro, per cui questo ovviamente è una proposta indecente in un territorio del genere, cioè dovrebbe essere un cut-off sotto un certo numero di abitanti e sotto una certa densità abitativa non dovrebbe esserci offerta di gioco, per cui più regolamentazioni di questo tipo che andare a fare la graduatoria. Sicuramente la Lotteria Italia si può continuare a giocare dappertutto perché non è addittiva, non crea dipendenza. Quindi un pochettino seguire anche l'esempio della Francia da questo punto di vista. La Francia ha fatto i casinò di dipartimento, chiamiamoli così, che sicuramente è un tentativo più intelligente, ecco, cioè sostanzialmente le slot machine non ci sono in giro nei bar e nei singoli esercizi commerciali, ma ci sono solo negli esercizi dedicati dove uno entra consapevolmente per andare a fare quella roba lì. Grazie mille. Tra le proposte, Simona Neri, che sono state avanzate, magari non, se non ricordo male, non nella bozza che è circolata sulla legge di riordino, ma è uscita fuori soprattutto nella audizione che fece il direttore dell'ADM in commissione gioco. La proposta era far compartecipare gli enti locali al famoso famigerato gettito erariale. Come si valuta questa proposta? O esca? Si valuta. No, nel senso che mi trova ovviamente profondamente contraria, perché si cercherebbe indirettamente di limitare anche magari un intervento di contrasto da parte degli enti locali. Insomma, gli enti locali sono tutti un po' presi per il collo, tranne il mio, che ho fatto una fusione dei comuni, quindi posso considerare un comune ricco in questo momento. Però ecco, l'appetibilità di poter ricevere un finanziamento per un comune, soprattutto un comune piccolo, è sicuramente molto importante, quindi mettere così sotto scacco un amministratore locale non è secondo me neanche eticamente corretto. Io credo che piuttosto i comuni possano compartecipare sicuramente al gettito di tutto quel indotto illegale che viene recuperato da un aumento delle indagini, un aumento della sorveglianza sull'attività ovviamente illegale, ma non certamente dai proventi che derivano dal gioco lecito. Chiarissimo. Ultimissima domanda, la più facile. Gettito legale 10 miliardi, gettito illegale, insomma, che entra nelle casse mafiose, almeno il doppio. E poi c'è il tema del riciclaggio di denaro sporco attraverso il gioco d'azzardo legale sui territori. Il tema mafia e azzardo, l'abbiamo detto, è un tema centrale. Che fare? Domanda banale, ma da $1 milione. Ma intanto dirlo, perché questa cosa qua è passata, secondo me, sotto una traccia assolutamente pericolosa ed è evidente che allora, la strategia che è stata delineata da Paolo e da Simona, una strategia che mira in concreto a ridurre l'offerta fisica, è una strategia che individua nel sistema degli enti locali e delle regioni, in attesa di una legge che dovrebbe avere quelle caratteristiche che dicevamo anche un po' prima, che mira a ridurre l'offerta di gioco e quindi le potenziali attività connesse sia al controllo di quei luoghi e di quelle attività, sia al riciclaggio che queste possono produrre. Per quanto ogni volta lo Stato che deve fare cassa aumenta il prelievo,
guardate che insomma se non si fanno gli scudi è comunque un'attività molto conveniente da un punto di vista dell'emersione del denaro derivante da attività illecite. Questo è un fatto inequivocabile, sancito, scritto, dichiarato, dimostrato. Allora, penso e concordo con quello che diceva Simona rispetto al fatto che sicuramente l'evoluzione a partire dalla consapevolezza del ruolo degli enti locali e l'azione sul SUAP mi pare interessante. Noi abbiamo necessità di avere personale amministrativo e personale della polizia locale attenta nella segnalazione rispetto alle potenzialità criminogene di quei luoghi, e quella è, credo, la prima strada su cui noi possiamo dare un contributo positivo ovviamente all'attività che è in capo a forze dell'ordine e magistratura nel fronteggiare il fenomeno. Sul fatto che il tema mafie e gioco debba essere oggetto di un'attenzione, io credo che stia nella necessità da parte del legislatore di inquadrare meglio anche il fenomeno del gioco online, che è l'altra frontiera, dove lì ci sono spazi molto più complessi, che sono quelli relativi insomma a dimensioni internazionali del fenomeno, che sono dimensioni internazionali anche del fenomeno mafioso e criminale, e quindi su quello io credo che iniziare a rilevarli e ad intervenire per quanto possibile, non solo con singole iniziative giudiziarie, ma anche appunto come regolamentazione, penso che sia un aspetto centrale per agire. E poi credo che il tema, diciamo, della formazione e della sensibilizzazione sia in qualche modo evidente come priorità. Stamattina con gli studenti del liceo d'Azeglio, insomma, c'è stato questo confronto ed è emerso come e quanto loro conoscano a partire dal gaming la dimensione digitale come luogo di intrattenimento e inizino a sfiorare, lo dico per chi non è di qua, al liceo d'Azeglio di Torino, che non mi sembra proprio un luogo di frontiera e di marginalità socio-economica, iniziano a incrociare la dimensione digitale legata all'acquisto e al gioco. Se noi non iniziamo a intervenire lì, non a 15, 16, 17 anni, ma a far riflettere genitori e ancor prima tutte le agenzie educative che intercettano i nostri ragazzi e le nostre ragazze in età di formazione dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, noi rischiamo in qualche modo di vedere uno spostamento della dimensione economica e criminale in un ambiente che facciamo più fatica a controllare. Quindi io credo che la sfida del sistema degli enti locali, che ha bisogno però di risorse che non possono che non derivare dallo Stato, che fa la sua parte in maniera intelligente, vadano in quella direzione lì. Perché il rischio è veramente che noi possiamo vincere o perdere. Io auspico vincere la battaglia della riduzione dell'offerta fisica e quindi anche di un controllo di ciò che si vede e che in qualche modo è rappresentato in maniera plastica, ma essere deboli o privi di strumenti nel confronto e nel contrasto in un ambiente in cui purtroppo insomma le regole sono diverse e le persone fanno la partita da soli, per usare un eufemismo. Allora io credo che noi dobbiamo cercare di entrare in quel gioco e riprendere un po' la guida. Non è un'operazione facile, ma ridimostrare questo link tra gioco, dimensione sociale, sanitaria ed economica e aspetto criminale e mafioso e la sua evoluzione nell'impatto e nel rapporto con i cittadini è fondamentale, perché se io faccio l'operazione e individuo chi gestisce la sala giochi, chi in qualche modo mi si rappresenta fisicamente come un soggetto potenzialmente criminale, sto facendo un'azione che è comprensibile a tutti. Andare a intercettare quelli che montano questi sistemi delocalizzati dall'altra parte del mondo, con le criptovalute, con altri strumenti, è una cosa che non si percepisce, e ciò che noi non vediamo e non percepiamo facciamo fatica in qualche modo a comprendere, ma soprattutto a rappresentare a chi deve assumere le decisioni importanti da un punto di vista legislativo e di politiche economiche nel nostro Paese. Sono venuti fuori tanti concetti, tante proposte anche. Ringrazio anche i relatori per la velocità con cui hanno espresso questi concetti e queste proposte. Abbiamo ancora
5 minuti prima di chiudere, anche qualche cosina in più. Se ci sono domande, considerazioni, spunti, ecco, che sono arrivati da questi interventi, la parola a voi. Sfruttiamo ancora per 10 minuti i nostri relatori. Certo. Solo per lasciare traccia. Scusate, solo per lasciare traccia, io ci tengo a dire ancora 2 dati rispetto a quello che diceva Roberto sulla questione legalità, illegalità, criminalità organizzata e sui dati del 2022. Sulla questione legalità diciamoci anche una cosa, perché noi in Piemonte su questo l'abbiamo scontata nel dibattito pubblico, che la DIA nel secondo semestre della sua relazione dice una cosa molto chiara, cioè dice che la criminalità organizzata ha assunto come primo elemento di acquisizione di potere economico l'investimento nel gioco d'azzardo legale. Cioè i dati sulla criminalità organizzata, sul gioco d'azzardo legale, attualmente legale, hanno superato l'usura, hanno superato la tossicodipendenza, hanno superato le droghe, hanno superato la prostituzione. Questo, no, nell'azienda mafie, no, quei soldi lì, quindi quella roba lì, ha superato, come dire, le attività canoniche che tutti pensano, penso alle mafie, penso a prostituzione, droga, usura, eccetera, appalti. Cioè, oggi la DIA dice questa roba qui. Questo lo dico perché, come dire, sia in termini economici, no, del mondo reale economico, sia in termini politici, non vedere questo elemento credo che sia un elemento. E quindi, rispetto a quello che diceva Roberto, anche chi dice oggi, come si diceva e continua a dire, che limitare il gioco d'azzardo legale favorisce le mafie, e forse stai dicendo esattamente il contrario. Secondo elemento, io ho incominciato, Paolo, ad avere i dati del 2022 informalmente, e un altro dato che ci preoccupa in Piemonte è che se negli anni precedenti l'accesso ai SERD, quindi dei giocatori patologici che chiedono aiuto ai SERD per questa patologia, era diminuito, fine 21 e soprattutto i mesi del 22, quindi l'anno 22, stanno crescendo. In Piemonte sta crescendo, di nuovo, a distanza di quel 2017 al 2020. Poi c'è la pandemia e va bene, ma negli anni precedenti erano diminuiti per l'effetto di quella legge del 2016. Oggi invece crescono, come stanno crescendo i dati del seppur minore a livello nazionale, ma comunque crescono i dati di spesa del gioco offline e quindi del gioco anche perché, e termino con questo, un esempio prettamente personale, a casa mia, da quando c'è la nuova legge regionale, hanno aperto 2 luoghi dove il nonno che accompagna il nipote a scuola al mattino, ritornando a casa, incrocia quelle 2 occasioni, cosa che prima non c'era. Ed è evidente che se tu lo apri vicino alle scuole, quindi i nidi, le materne, le elementari e le medie, aumenti, e invece l'abbiamo tenute chiuse a distanza dalle superiori, ma il problema, come diceva Roberto, non è il 17enne che gioca alle slot machine dentro il tabacchino, perché quello gioca online. Allora, se tu invece togli dai luoghi sensibili le scuole più piccole dove ci sono gli adulti, gli anziani che portano magari, o i genitori che portano, che non lavorano, quindi sono quelli che hanno più difficoltà economiche e sociali, io ho visto, vicino a casa mia, proprio sotto casa, che prima lì c'era un bar, basta, oggi c'è un bar che si è trasformato in un bar piccolo, la maggior parte della metratura ci sono le slot machine. E dalla mia scuola elementare di fianco, tornando a casa, si fermano a giocare. Io ho fatto questo esperimento perché hanno tolto quei luoghi sensibili dall'ottica che Simona anche diceva. Questo lo dico perché su questo dovremmo fare una riflessione, e se un pezzo di economia come le banche, e ringrazio davvero le scelte che avete fatto rispetto alle carte di credito e non solo, se questa riflessione la facciamo insieme, magari
nel proseguio insomma, della discussione magari portiamo a casa qualche risultato, perché i dati che diceva Paolo erano già tutti a conoscenza e invece non sono stati seguiti per innovare appunto la legislazione. Grazie. Grazie a te, Diago. Certo. Una cosa che è poco nota e secondo me vale la pena sottolineare è questa. A mio giudizio, quello che hanno fatto i comuni in parte prima della legge 2016 e in parte dopo, in base alle prescrizioni dell'articolo 6 dell'allora legge 9, possono rimanere in vigore, perché secondo me è assolutamente illegittimo il fatto che la Regione sia entrata nel merito degli orari di funzionamento, perché è un qualche cosa che non sta in capo alla Regione normare. Ci sono fior di giurisprudenza, sentenze della Corte Costituzionale che dicono che i comuni possono abbondantemente, per cui nel mio territorio, io adesso sono in pensione, però finché ho potuto eccetera, ho sollecitato i comuni a mantenere in vigore le proprie ordinanze limitative degli orari, perché credo che sia assolutamente legittimo e che la Regione nulla possa riguardo a questo. La seconda considerazione invece più di carattere generale: prima ho detto lo slogan sul gioco online dovrebbe essere la limitazione a livello comunitario degli orari, quindi magari spezzando anche le sessioni per evitare le sessioni troppo prolungate. Ovviamente devono essere tutti gli stessi orari, se uno saltabecca da un sito all'altro, quindi deve essere una normativa uniforme a livello comunitario. L'altra slogan che lancio è quello che bisognerebbe fiscalizzare quei 10 miliardi. Io non voglio essere esagerato come era Padre Schioppa che diceva che le tasse sono bellissime, però sostanzialmente io credo che le tasse debbano essere esplicite, proporzionali al reddito e al patrimonio, e sostanzialmente lo Stato in un settore del genere dovrebbe limitarsi a regolare le cose e a trarre per sé esclusivamente i proventi per far funzionare l'apparato di controllo. Quindi non 10 miliardi ma 100 milioni, probabilmente 50 milioni, e il resto dovrebbe essere restituito sull'IRPEF, rimesso sull'IRPEF o possibilmente sull'evasione fiscale, ma al limite sull'IRPEF. Il problema è che è una roba assolutamente impopolare, perché ovviamente è più facile sottrarli a qualche milione di sfigati, di poveracci che non si rendono neanche conto di stare pagando delle tasse inique e inversamente proporzionali al reddito. Domande? Interventi o chiudiamo qui, ci salutiamo, ringraziando di cuore i nostri relatori Paolo Giarre, Simona Neri, Roberto Montà. Grazie a voi presenti, grazie a chi ci ha seguito in diretta streaming. Diamo l'appuntamento per chi insomma ci segue online per il prossimo appuntamento del 9 marzo a Genova. Grazie, alla prossima.